Buongiorno, pace sia con voi. Vi invito a mettervi in piedi, per favore. Amen. Cosa siamo venuti a fare qui stamattina? Adorare il Signore. E allora adoriamo intensamente con tutto il nostro cuore. Rendiamo a Lui tutta la lode, tutta la gloria, tutto l'onore, perché solo Lui è degno di ricevere. Amen. Adoriamo con tutto il nostro cuore. Cantiamo a Lui, perché la Sua parola dice che Lui abita in mezzo alla lode del Suo popolo. E quando noi adoriamo con tutto il cuore, noi attiriamo la presenza del Signore qui. Allora cantiamo, adoriamo in spirito e in verità, che Lui possa trovare in noi veri adoratori, che lo adorano in spirito e in verità, come i veri adoratori che Lui ricerca. Oh, alleluia! È il Signore che regna su noi. Alleluia. Alleluia. È il Signore che regna su noi. Tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, amen. Alleluia, cantiamo ancora. Alleluia, alleluia, è il Signore che regna su noi.
Innalzato qui, Signore, si innalzato qui, adorato qui. Alleluia, alleluia Gesù. Aprite le vostre Bibbie con me in Salmi 150, che dice così: lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo col suono della tromba. Lodatelo col salterio e la cetra. Lodatelo col timpano e le danze. Lodateli con gli strumenti a corda e col flauto. Lodateli col cimbali risuonanti. Lodatelo con cimbali squillanti. Ogni cosa che respira loda il Signore. Alleluia. Ogni cosa che respira loda il Signore. Io non so quello che hai oggi nelle tue mani, ma quello che hai portato qui stamattina, loda, offri al Signore. Offri al Signore, loda il Signore. Ogni creatura che respira loda il Signore. Alleluia, lodatelo nel suo santuario, lodatelo secondo la sua somma grandezza, non secondo le nostre forze, ma secondo la sua grandezza. Oh Gesù, noi ti lodiamo. È a te che noi innalziamo stamattina, Signore, un trono di lode, di adorazione al tuo santo nome. Sii innalzato qui e in qualsiasi altro posto, è il tuo nome che dichiariamo. È il tuo nome che noi ti gridiamo ai quattro muri. È il tuo nome. Tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande. Santo, Santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Tu sei santo, santo, sei il Signore, sei il Signore. Che respira, loda il Signore. Amen. Alleluia. Applaudo il Signore. Forte. Con gioia celebriamo il Re. Chi potrà separarmi da te, Dio, se anche quando ti deludo tu ci sei.
passa barriere, anche se sono perso, mi dice figlio sei. Né altezza né profondità mi posso separare da te, nessun'altra cosa al mondo mi può allontanare da te. È meglio un giorno a casa che mille lontano da te. Sei la mia gioia, Dio, in te tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Sei la mia gioia, Dio, sei la mia gioia. Ad una sola voce cantiamo. Chi potrà separarmi da te, Dio? Sai che quando ti deludo tu ci sei. Il tuo amore passa barriere, anche se sono perso, mi dice figlio sei. Né altezza né profondità mi posso separare da te, nessun'altra cosa al mondo mi può allontanare da te. È meglio un giorno a casa che mille lontano da te. Tu sei la mia gioia, Dio, in te tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Tu sei la mia gioia, Dio, tu sei la mia gioia. Facciamo tutti insieme, così. Forza! Alza le mani, muovi i piedi. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida. Dai, gira! Alza le mani, muovi i piedi, Muovi te! alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira, grida amen. Grida Adesso facciamo un esercizio tutti insieme. Amen? Amém. Perché ho visto tanta gente dura immobile lì. No? A meno che tu abbia un grosso male alla schiena, alle gambe, io voglio vederti muovere in questo momento. Aleluia. Seguiamo il ritmo.
alza le mani, muovi i piedi, gira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e grida amen. Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira. Vai, forte! Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira. Dai! Alza le mani, muovi i piedi, Gira! e grida Mani, muovi i piedi, tutti girando così. Forza, dai! Alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira. ancora! Alza le mani, muovi i piedi. Finché non vedo tutti quanti girando non ci fermiamo. Tutti quanti, gira, 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 gira. Oh, alza le mani, muovi i piedi, gira e rigira e grida a me. Grida a me. Perché è meglio un giorno a casa che mille lontano da te. Tu sei la mia gioia, Dio. In te tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Tu sei la mia gioia, Dio. Tu sei la mia gioia, Dio. Alleluia! Io non so se voi avete fatto caso. Cosa avete appena cantato? Sì, ancora. Possiamo avere le parole qui? Così leggiamo tutti insieme. È meglio che mille. Questa è una dichiarazione del salmista Davide, no? Tu sei la mia gioia, Dio. Amen. Gesù è la tua gioia. E a volte non sembra. A volte non sembra che la nostra gioia è su Gesù. Perché noi abbiamo paura di muoversi. Noi dobbiamo essere come Miriam, che quando loro hanno attraversato il mare rosso, Miriam ha preso un tamburo e Miriam ballava. Davide, la sua moglie si è scandalizzata con lui, perché quando lui tornava dalla guerra che Dio aveva dato la vittoria nelle loro mani, Davide saltava e ballava nella presenza del Signore. E a volte noi abbiamo paura di sprezzare la nostra gioia davanti al Signore. Andiamo avanti. In te tutto è nuovo. In te tutto è nuovo. La prossima. Cancelli il passato. Il nostro passato è cancellato, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia! E questo è motivo di tristezza. No! Allora questo è motivo di Gioia. Amen. Avanti. Tu sei la mia gioia, Dio. Alleluia. Allora non aver paura di ballare, di saltare nella presenza del Signore, perché noi siamo liberi. Noi siamo liberi. Siamo liberi in Gesù, perché Lui ci ha fatto liberi. Amen. Amen. Forte.
di me, il tuo amor non cambia. Tu sei lo stesso per sempre, il tuo amor non cambia. Se il pianto dura una notte, la gioia viene al mattino. Se arriva la tempesta, timore non avrò, perché io so che mi ami, il tuo amor non cambia. Mente forte io fondo il mare, il tuo amor non cambia. Difficile il camminare, non credevo riuscisse mai, il tuo amor non cambia. Perché tu sei lo stesso per sempre, il tuo amor non cambia. Se il pianto dura una notte, la gioia viene al mattino. Se arriva la tempesta, timore non avrò, perché io so che mi ami, il tuo amor non cambia. Il tuo amor non cambia. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu fai tutto, tu operi per il mio bene. Tu sei lo stesso per sempre, il tuo amor non cambia. Se il pianto dura una notte, la gioia viene al mattino. Se arriva la tempesta, timore non avrò, perché io so che mi ami, il tuo amor non cambia. Amém. A Lui sia tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore per il tuo amore. Alleluia. Non ho paura, credo in te, non ho più dubbi, ho visto che la tua fedeltà
messo la mia fede. Ho messo la mia fede in te, sono più forte se sei con me, il tuo amore mi difende, ora e per sempre. Guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, dacci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio, io credo in te, versa il tuo amore dentro di noi, la tua potenza rivellaci, Spirito vieni ancora, dimostra il tuo potere, guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, dacci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, più di promesse, più di abbondanza, vai oltre i limiti, tu non fallisci mai, il nome senza uguali, niente ti fermerà, tutto è possibile in te, più di promesse, più di abbondanza, vai oltre i limiti, tu non fallisci, il nome senza uguali, niente ti fermerà, tutto è possibile in te. Guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, dacci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Io credo in te, non ho più dubbi, ho visto che la tua fedeltà, mio Dio, è sempre qui con me. Alleluia. Guidaci tra le acque, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere. È questo che vogliamo in quest'anno, Signore. Dimostra il tuo potere a noi. Dacci il nemico, Rinnova la vita. rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, guidaci tra le acque e proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, dacci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Io credo in te, io credo in te, oh Dio, io credo in te, Dio, io credo in te. Alleluia, amen, alleluia, amen. Alleluia. Adesso
Adesso vi invito in attitudine di adorazione a prendere nella tua mano la tua decima, la tua offerta. Si sta bene qua oggi, no? Abbiamo anche spento uno, c'è solo uno che funziona là. E è già caldo, troppo caldo. Questa è una benedizione del Signore, no? Abbiamo speso più di 10.000 euro per mettere queste 2 macchine qua, e altre 2 a sala dei bambini che devono essere ancora installate. Ed è una benedizione di Dio, perché queste sono cose, sono benefici che noi abbiamo con le offerte, con le decime che noi portiamo in chiesa, no? E allora così vedete in cosa è investito i soldi che voi portate qui. È benedizione per l'opera del Signore, per l'espansione del Vangelo, no? Una volta stavo parlando con un fratello, neanche mi ricordo con chi era, e stavamo parlando proprio dell'aria condizionata. Quando noi mettiamo l'aria condizionata nella chiesa, non è solo per riscaldare, e fa troppo caldo adesso, ma non è solo per riscaldare, è per favorire l'assorbimento della parola, la recessione della parola. Ah, ma come mai? Perché se tu stai ascoltando qualcuno che parla e tu hai freddo, tu non riesci a fare attenzione. Oppure se stai ascoltando qualcuno che parla e fa troppo caldo, non sei tranquillo, non sei lì, non è confortevole, no? E allora non è pensando soltanto nel conforto della chiesa, ma è soprattutto nella qualità della predica, in modo che la predica possa entrare nei cuori, che le persone siano a loro agio, sedute lì, e che possano imparare di più del Signore. L'intenzione è quella là. A volte noi non guardiamo su questi aspetti, no? Ma è un aspetto importante. Noi abbiamo già visto persone che non vengono nella chiesa perché è troppo fredda o perché è troppo calda. Ah, sono andato in chiesa e mi sono malato, no? Vabbè che è freddo dappertutto, no? Ma in chiesa si ammala. E allora, no, e questo è proprio per portare beneficio a tutta la chiesa, in modo che tutti quanti siano confortevoli, tranquilli e possano sedersi e ascoltare attentamente a parola e non perdere proprio niente. È un investimento importante, no? È un investimento molto importante, sono più di 10.000 euro, IVA compreso, no? Ma è una cosa che coopera per il bene della Chiesa. Amen. Allora io vi chiedo di rallegrarvi con me, perché io sono rimasto molto felice quando ha funzionato questa cosa lì. Un'altra benedizione che noi abbiamo avuto traslocando in questo posto, perché se fossi là, se qua abbiamo speso 10, là sarebbe almeno 20.000 euro per climatizzare quello posto là, che era molto più grande di questo. No, e allora gloria al Signore, glorificate il Signore, lodate il Signore, no? E investite senza paura, perché nessuno vince Dio nel dare. Nessuno vince Dio nel dare. La sua parola dice: sii fedele sul poco e io ti metto sul tanto, no? La sua parola ci dice: onora il Signore con tutti i vostri beni. Non sto dicendo che tu devi vendere tutto e portare in chiesa, no, ma le primizie devono essere del Signore. Noi dobbiamo imparare questo, onorare il Signore, ma non con un peso. Ah, guarda che il pastore parla ancora di soldi. L'unica cosa nella nostra vita che Dio paragona a se stesso sono i nostri soldi. L'unica cosa nella Bibbia che Dio paragona con se stesso nella nostra vita sono i soldi. Perché? Perché i soldi possono occupare il posto di Dio nella nostra vita. Nessuno può servire a due signori. O servirete a uno o servirete a un altro. Non si può servire a Dio e a Mammon. Mammon è soldi. Potete cercare lì la traduzione, no? Mammon è soldi. E allora è questo che noi dobbiamo imparare, perché quando noi cerchiamo di provvedere, di trattenere i soldi, no, io non spengo soldi per niente, portare soldi in chiesa, ma sei matto,
noi stiamo dicendo che il Signore non è in grado di supplirci, darci, aiutami Stefano, a sopperirci, grazie. Noi stiamo dicendo che il Signore non è in grado di sopperirci, e nella sua parola Lui dice: non state ansiosi per nulla, non state ansiosi per nulla. In Matteo Lui dice: guarda, che avete mai un uccellino con fame? No? Il Signore è colui che vede e provvede ognuno dei nostri bisogni, no? E allora non siete voi molto più importanti degli uccelli, no? Allora leggete, imparate, interessatevi per questo discorso. Io non predico tanto perché io so che è una cosa che dà fastidio a tanti, no? Ma io vi incoraggio a studiare su questa cosa, a andare a fare delle ricerche sulla Bibbia, e lo Spirito Santo ti rivelerà quello che è giusto da fare. Mettere Dio al di sopra di tutte le cose nella nostra vita, è importante che sia così. Amen. Prendete nella vostra mano e consacriamo al Signore quello che tu hai portato, quello che tu hai pensato, quello che tu hai deliberato nel cuore, come ci insegna l'Apostolo Paolo. Caro Gesù, noi consacriamo a Te le nostre decime, le nostre offerte, una piccolissima parte, Signore, da quello che Tu hai messo nelle nostre mani. Tu ci benedici ogni giorno, Signore. Tu sei quello che ci dà al di sopra di quello che noi chiediamo o pensiamo. Tu sei fedele ogni giorno, anche se a volte noi non siamo fedeli con Te, ma Tu resti fedele per sempre. La Tua parola dice che Tu, la tua fedeltà va fino alle nuvole, e noi Ti glorifichiamo, Signore, perché Tu non manchi mai con la Tua parola, Tu compi le Tue promesse. A casa nostra non è mai mancato nulla, Signore. Abbiamo sempre visto la Tua mano benedicendo, Signore, proteggendo, liberando da ogni male, Signore, allontanando il divoratore da nostra casa. Noi Ti glorifichiamo per questo, e adesso, come gratitudine, come riconoscimento della Tua signoria anche sulle nostre finanze, noi portiamo indietro la decima, Signore. Portiamo indietro, perché non è nostra, portiamo indietro la decima, Signore, e anche le nostre offerte, per la gloria del Tuo nome, Signore, per mantenimento della Tua casa. Noi Ti glorifichiamo, Signore, e Ti chiediamo: ricevi, Signore, perché noi facciamo questo con gioia, per la gloria e per l'onore del Tuo nome, in attitudine di adorazione. Amen. Uscite dal vostro posto con gioia, venite qua, mettete lì nel cestino la vostra decima, la vostra offerta. Sul trono di gloria, mio Salvatore, tu mi accogli nel tuo amore. Non sono degno di maestà, ma tu mi avvolgi in regalità. Le mie corone lancio ai piedi tu sei santo, santo, la mia vita offro oggi a te, perché degno, così degno sei. Cantiamo. Il volto tuo io cercherò, poiché il tuo sangue mi riscattò.
Alza la tua mano, adora il Re. Adoriamo il Signore, Lui è qui, alleluia. Santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Le mie corone lancia ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo, la mia vita offro oggi a Te. Perché degno, così degno, le mie corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo, la mia vita offro oggi a Te. Perché degno, così degno, santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Santo, santo, santo è l'agnello che è sul trono. Insieme al cielo innalziamo un canto eterno a Te. Santo, santo, santo è, santo, 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 santo è il Signore. Santo, 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 santo è il Alleluia. Le mie corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo, la mia vita oggi a Te. Perché? Ancora. Le corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo, Dì a Lui, santo, la mia vita. vita offro oggi a Te. Perché degno, così degno sei. Alleluia. Tu sei degno, Signore. Tu sei degno, Signore.
la libertà, libertà. Ora sono state tue parole d'amore, hai annidato il mio cuore. Forti in te, io sono forte in te, io sono. Applaudiamo il Signore. Amen. Potete accomodarvi per favore? Amen. Tu sei felice stamattina? Sei felice stamattina? Davvero? Amen. Gloria a Dio. No? Noi siamo molto felici con quello che il Signore sta facendo. Abbiamo avuto un 2025 un po' complicato, ma noi abbiamo vinto, siamo arrivati alla fine, il Signore ci ha sostenuto, ci ha benedetto.
no? E ci ha dato la vittoria su ogni cosa, perché Lui è fedele. Quando noi mettiamo su di Lui la nostra fiducia, le cose succedono nella nostra vita, e questo è meraviglioso, no? E siamo felici anche con quello che è successo con la nostra Chiesa, tante cose sono cambiate e noi siamo felicissimi, no? Il Signore ci ha dato questo posto, no? Più piccolo dell'altro, ma molto più accogliente, più facile di climatizzare, no? E ci sono tanti benefici, gloria a Dio per questo, no? Ma ci sono anche altre cose che stanno sorgendo quest'anno, no? Che Dio ci sta benedicendo, no? Noi stiamo iniziando adesso mercoledì prossimo, il 7, un corso di discepolato, formando persone per seguire altre persone, no? E io volevo velocemente invitare Nicola e Giù qui davanti. Vogliamo presentare loro, riceviamo loro con un applauso al nostro Signore. Giù, vieni qua su che tu sei piccolina, non ti vedono là. Amen. Il Signore aveva messo questo nel mio cuore, io avevo già voglia di fare questo, e dopo è nato anche nel cuore di Nicola questa cosa. Ho detto, bello, allora tu devi farlo. Gloria a Dio. E Nicola molto prontamente ha accettato questo compito, no? Non è un corso che c'è un inizio e c'è una fine, è un corso che c'è un inizio e basta. E andrà avanti, come lo Spirito Santo guiderà il cuore di Nicola. Noi parleremo e io so che sarà una benedizione per la vita di quelli che faranno questo corso, e sarà anche una benedizione per la Chiesa, perché l'intenzione è proprio di formare le persone in modo che le persone siano in grado di seguire anche altre persone. I nuovi che arrivano in Chiesa, noi possiamo affidare quello a una persona che ha già fatto il culto, che è già matura, che ha già fatto il corso, che è matura, che ha una buona conoscenza della parola, in modo che possa aiutare, intercedere e un po' anche guidare la vita di quella persona lì nei primi passi con il Signore. E questa è l'intenzione di questo corso di discepolato. Discepoli che formano discepoli, no? Dobbiamo formare i discepoli di Nicola. Nicola formarà i suoi discepoli lì. Amen? No, ma chi amen? Noi formeremo i discepoli di Gesù, non sono di Nicola. Gesù ha detto, andate e fate i vostri discepoli. No, e fate miei discepoli tutti i popoli. Allora noi faremo discepoli di Gesù. Noi predicheremo la parola, insegneremo la parola e loro saranno i discepoli di Gesù. Perché questo è il lavoro dello Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo lavora nella nostra vita trasformandoci in copie di Gesù. E questo è il proposito. Io vi invito a alzare la vostra mano. Mettetevi in piedi per favore. Noi vogliamo consacrare, no, Nicola e Giù per questo lavoro. No? Sembra semplice, ma non è semplice. Perché? Perché ogni volta che noi cerchiamo di fare qualcosa per il regno, noi sappiamo che c'è il nemico che si alza per combattere, per creare ostacoli, per cercare di impedire quello che va davanti, no? Ma noi preghiamo già nel nome di Gesù che non ci saranno problemi che ostacoleranno questa scuola, possiamo chiamare una scuola, no? Che ostacoleranno questa scuola, non ci saranno problemi, non ci saranno ostacoli che impediranno che questo vada avanti. Sarà un proposito che si compierà nella CCMI di Venezia e questo collaborerà per la crescita della Chiesa. Amen? Allora preghiamo. Caro Padre, noi glorifichiamo il Tuo nome, Signore, perché Tu sei un Dio fedele in ogni tempo, Signore. Noi diamo grazie a Te, Signore, perché Tu ci hai lasciato la Tua parola, che è la nostra guida, che è luce per i nostri piedi, Signore, che è luce per i nostri sentieri, Signore,
che ti guida nella tua presenza, che non ti lascia cadere, Signore. Noi ti glorifichiamo perché è la bussola che ti porta fino al cielo. La tua parola è quella che testifica di te, che parla di te. La tua parola è viva ed è efficace, Signore. E io voglio glorificarti per la tua parola, Signore, che parla ai nostri cuori, che ci confronta, che ci cambia. Noi vogliamo glorificare te perché tu ci hai lasciato la parola. E io voglio glorificare te, Signore, per la vita di Nicola, che ha dato la sua disponibilità per portare avanti, Signore, questa scuola di discepolato nella Chiesa, Signore, insegnando, informando, portando conoscenza della tua parola al cuore di quelle persone che saranno qui ogni mercoledì per studiare. Noi ti glorifichiamo, Signore, innalziamo il tuo nome, chiediamo, Spirito Santo, che tu possa guidare Nicola, ogni parola, ogni pensiero, ogni decisione, che sia guidata da te, Spirito Santo, che sia te a parlare attraverso la bocca di Nicola, usando Nicola, aiutando Nicola giù nell'organizzazione, Signore, delle dispense e tutto, aiutando in modo che questo possa essere di grande profitto, Signore, per tutti quelli che saranno qui. Noi preghiamo per ognuno, Signore, di quelli che sono dati la disponibilità di venire a studiare ogni mercoledì qua, Signore, che ogni studente, Signore, possa imparare in profondità la tua parola e che il tuo Spirito Santo possa addestrare ognuno, Signore, per prendersi cura di altri, Signore, perché noi sappiamo che la Chiesa crescerà e noi abbiamo bisogno di operare, Signore, per seguire tutte queste persone che arriveranno. Noi ti glorifichiamo per questo, Signore, e benediciamo, Signore, dalla testa ai piedi la vita di Nicola, la vita di Giù, Signore, e che loro siano usati potentemente nella tua mano, Signore, per benedire la vita di queste persone. Per la gloria del tuo nome noi preghiamo così, Signore. Amen. 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 Sarà una benedizione nel nome di Gesù. Magari se tu non hai ancora fatto la tua iscrizione e hai voglia di fare, parla un attimino con Nicola, no? E incoraggio tutti quelli che hanno fatto già l'iscrizione di iniziare e di andare avanti. Non mollare. Ah, ma fa freddo. Vai lo stesso. Piove, vai lo stesso. Sono stanco, vai lo stesso, perché sarà di benedizione per la tua vita. Amen. Buongiorno a tutti, pace sia con voi, amen. Io vi sfido a fare un po' di movimento, so che ci siamo già movimentati un po', però vorrei farti uscire dal tuo posto e dare un abbraccio in una persona che magari non conosci o la stai vedendo per la prima volta, no? Scambiate informazioni. Buongiorno, io mi chiamo Mariana, che bello averti qui in questa prima domenica dell'anno di 2026, amen? Così so che c'è già caldo qua, ma scaldiamo ancora un po' l'ambiente, amen? Allora 1, 2, 3, via, dai, via dal tuo posto, abbraccia. Magari hai litigato col marito, con la moglie, vai lì, dai un abbraccio, digli guarda, sono felice che siamo qui, che abbiamo scelto questo posto, amen? Pace, caro, como você está? Bem, que Deus te abençoe. Feliz com você nesse primeiro domingo do ano. Aleluia! Oh, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme, amém?
Alleluia, amém. Non è tutta la chiesa, è uno altro. Gloria a Dio per questo. Alleluia. Amen. Torniamo ai nostri posti, amen. Adesso fa anche più caldo qua, amen. Gloria a Dio per questo. Alleluia. Luigi, sono felice di essere qui con te. Maria, sono felice di vedervi in questa prima domenica dell'anno. Amen. Amen. Buongiorno a tutti di nuovo, pace sia con voi. Per chi non mi conosce, io sono la pastora Mari, la moglie di questo bellissimo pastore, no? Che era qui. Oggi stava cantando, quanto mi piace quando lui canta. Gloria a Dio per questo, no? Dio sia glorificato, amen, in ogni cosa. E stamattina, nella prima domenica di 2026, wow, no, mentre noi eravamo qui, stavamo cantando la canzone Dipper, no? Mari e monti si inchinano a te. E io stavo pensando, il Signore ci ha dato questa canzone nella fine di dicembre del 2023, quasi che esattamente un anno prima che io mi ammalassi, no? E Dio sa quanto Lui mi ha portato, ci ha portato in profondità. E gloria al suo nome. Questa musica, se non mi sbaglio, la durazione sua è di 9 minuti e 23 secondi. Perché ogni volta che dovevo fare degli esami che duravano tantissimo, io iniziavo a cantarla nella mia mente, no? E allora sapevo, sono già passati 9 minuti, e iniziavo di nuovo, e perfino il suono della chitarra che tu non hai fatto oggi alla fine. Io facevo gli accordi. Gloria a Dio, come Dio è meraviglioso, come Dio ci sostiene, come Dio è buono in ogni tempo, in ogni stagione. Lui è stato buono nel 2025 e Lui continuerà ad essere buono nell'anno di 2026. Amen. Amen. Allora un anno nuovo si inizia e tutti noi vogliamo cambiamenti, vogliamo vivere cose nuove, vogliamo vivere il nuovo di Dio. Io vedo che c'è sempre a fine anno, inizio di un anno, c'è sempre un'onda, ecco io sto per fare una cosa nuova e noi usiamo sempre gli stessi versetti e allora noi cerchiamo la cosa nuova di Dio, ma tante volte noi ci scordiamo che tutto ciò che noi vogliamo vivere inizia dentro della nostra casa. Amen? Amen. Allora io voglio invitarti ad aprire la tua Bibbia nel Salmo 127. Amen. Buongiorno a te che sei a casa, che la pace del Signore sia su di te, sia sulla tua vita, possa invadere il tuo cuore, ogni stanza di casa tua e spero con tutto il mio cuore che magari possiamo vederci qui di persona. Fidati, è molto diverso. Amen, amen. Per chi non è pratico di Bibbia, chiudi la Bibbia, apri in mezzo, troviamo i Salmi. Amen. Salmo 127. Ci siamo? Amen. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Amen. Preghiamo, chiudete gli occhi. Signore, questa è la tua parola.
Noi stamattina, Signore, vogliamo essere lavorati dal tuo Spirito Santo. Vogliamo che il tuo Spirito possa parlarci attraverso la tua parola, che è la più grande profezia che possiamo avere per quest'anno, Signore, che è entrare nella tua parola, Signore, che è approfondirci nella conoscenza della tua parola, della tua buona, perfetta e gradevole volontà per la nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Salomone in questo salmo, che è considerato un salmo di pellegrinaggio. Voi sapete cos'è un salmo di pellegrinaggio? Chi sa alza la mano. Abbiamo pochi qua che sanno. Oh, gloria a Dio. Allora, i cantici, no? I salmi di pellegrinaggio, sono noti anche come i cantici dell'ascensione. Sono una raccolta di salmi, più precisamente, se voi guardate dai numeri, sarà dal Salmo 120 fino al 134. Questo gruppo di salmi sono i cantici di pellegrinaggio che gli israeliti usavano, cantavano quando loro salivano verso Gerusalemme per le feste che avevano, le grandi feste religiose annuali che avevano, no? E allora questi cantici accompagnavano il cammino fisico, no, di loro verso la città del Padre, verso la casa del Padre. E questi cantici possono anche oggi accompagnarci, no, verso il nostro cammino verso Gerusalemme, no? Ricordando sempre che andare, camminare verso la casa del nostro Padre è una cosa preziosa. Amen, amen. Allora, io non so una curiosità, se voi sapete, quando la Bibbia parla, quando tutti parlano che il popolo saliva verso la città, c'è un perché, è a causa dell'altitudine della città di Gerusalemme, perché si trova più o meno a 750 metri sopra il livello del mare. Allora loro partivano tante volte, no, da un posto che era sotto il livello del mare, tipo il Mar Morto, quella regione lì è sotto il livello, e loro salivano verso Gerusalemme. No? E allora anche noi stiamo salendo verso la nostra Gerusalemme, amen? Non c'è quella canzone che cantiamo, sto salendo verso un luogo più in alto, no? E allora in questo cantico di pellegrinaggio Salomone scrisse, no? Guardate bene, se il Signore non costruisce la casa, invano stanno costruendo, no? O si affaticano i costruttori. Amen. Allora tornando a questo, Salomone stava dicendo, tanti dicono che è anche un salmo di saggezza, no? Sappiamo che Salomone è conosciuto per la sua saggezza, no? E allora lui stava dicendo, se il Signore non è davanti a costruire quello che stai facendo, lo stai facendo invano. Stai facendo, diciamo, senza nessuno scopo. Nel vecchio, quando noi parliamo di questo, no? E da lì è venuto il mio tema per questa domenica, che è edifica la mia casa, Signore. No? Costruisci la mia casa, costruisci il mio anno 2026, edifica tutte le mie imprese, no? In modo che io possa non lavorare invano. Ma tu ti sei mai chiesto com'è una casa edificata o costruita da Dio? Hai già fatto questa domanda a casa tua? Tipo, sarà che mia casa è costruita, è edificata? Sarà che le cose, la mia famiglia sono edificate, sono costruite da Dio? Quali sono alcuni aspetti che possono farci capire questo? Perché tante volte noi parliamo, ma nella praticità non viviamo questa cosa. No? E allora io ho cercato alcuni studi, ho trovato sul Vecchio Testamento alcuni esempi, anche aspetti che definiscono una casa che ha la benedizione, che ha l'edificazione di Dio. No? La prima casa che noi andiamo a visitare è la casa di Noè. Nella casa di Noè c'era salvezza. Guarda la persona che è a fianco a te e ripeti, salvezza. Salvezza.
Genesi 7:1 dice così: il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. La famiglia di Noè è stata scelta per essere salvata nel diluvio. Questo è un onore, questa è una cosa grandiosissima. Sì, è sembrato, ieri eravamo lì nella cellula a casa di Luca, no? E si è parlato anche di questo, no? Si è parlato anche di Noè. Luca parlava, guarda che quando lui ha iniziato a costruire l'arca sembrava un pazzo, tutti erano contro di lui, ma noi dobbiamo guardare anche cosa magari aveva sentito Noè, l'onore di sapere il Signore ha scelto me, ha scelto la mia casa, ha scelto la mia discendenza per essere salvati, no? E allora la famiglia di Noè è stata scelta per essere salvata e attraverso la sua generazione Dio ha rinnovato l'umanità, ha rinnovato gli esseri umani della terra. Dopo, se volete segnare, perché sennò sono troppi versetti da leggere, Genesi 10:32 parla di questo. Mi raccomando, fratelli, noi abbiamo già parlato di questo, segnatevi le cose, studiate a casa, perché dopo, no, magari io qua sto dicendo qualcosa che non è vero, dubitate di me, dubitate di qualsiasi persona che viene qua, ma non in un senso cattivo. Non sentitevi superiori a quelli che salgono qui, nel senso che io adesso analizzo quello che sta dicendo, se è giusto o se è sbagliato, perché tutti noi abbiamo bisogno di crescere nella parola, ma è un dubitate nel senso io voglio studiare, anch'io voglio capire, anch'io voglio vedere cosa parla. Allora dopo cercate in Genesi 10:32 quando viene affermato questo, allora i suoi figli, la nuora di Noè, sua moglie, tutti hanno creduto nella parola del Signore e hanno lavorato perché questa arca della salvezza fosse costruita, no? C'è una frase che sempre io penso che tanti di voi avete già visto su Instagram, su Facebook, no? Che dice: Noè era un pazzo finché ha piovuto, no? Per tutti era un pazzo, ma quando è iniziato a piovere, Noè aveva ragione, no? Allora Noè viene citato anche nel libro degli Ebrei, lo scrittore agli Ebrei, no? Nel capitolo 11, quando parla degli eroi della fede, dice così: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Allora loro hanno iniziato, hanno costruito quest'arca, hanno edificato la loro casa e furono testimoni della liberazione che Dio diede alla loro casa, no? In seguito i suoi nipoti, gli altri discendenti, no, avrebbero saputo di essere stati scelti da Dio, no? Perché quando noi parliamo di salvezza non parliamo solo di noi parliamo della nostra delle nostre eredità, delle generazioni che provengono da noi, no? La salvezza va per ogni generazione. Allora anche la nostra famiglia, noi dobbiamo sapere di questo, anche la tua famiglia è stata scelta per essere salvata. Amen? Perché tutti noi abbiamo diritto, ma da un punto che noi abbiamo accettato, noi siamo scelti. Amen? Non è che Dio dice ok, solo Andrea e Fiorella adesso, no? Gli altri anche se vengono, no. Però una volta che noi diciamo sì, Lui dice tu sei il mio scelto. Tu sei scelto da me, tu sei il mio protetto, tu sei salvato e tu porterai salvezza. E questo è un diritto che noi abbiamo, è una promessa che noi abbiamo, ma è anche una responsabilità che noi abbiamo. Dentro della nostra casa ci deve essere salvezza. Ci deve essere salvezza per noi, salvezza per i nostri coniugi, salvezza per i nostri figli, salvezza per i nostri nipoti. Noi dobbiamo cercare e lavorare in modo che questo succeda dentro della nostra casa. Amen? Magari tu sei qui, i tuoi figli ancora non hanno Gesù, tuo marito, tua moglie non hanno Gesù, i tuoi genitori non hanno Gesù, i tuoi fratelli, sorelle.
È un compito tuo cercare salvezza. È un compito tuo pregare al Signore. Io non sto dicendo cercare salvezza di essere lì il pesantone della festa di Natale, no? Quando dicono, è arrivata l'Etea, adesso inizia, no? Non si può fare questo. No, non è questo. Non è questo il nostro compito. Il nostro compito è vivere una vita di testimonianza di salvezza, testimonianza di colui, no? Di chi ci ha chiamati, ci ha salvati, ci ha chiamati a seguirlo e proclamare salvezza per la nostra casa. Allora, in una casa benedetta le persone sono salvate. Amen? Ricordatevi di questo, la prima caratteristica della nostra casa, salvezza. Ah, pastora, ma io sono da sola. Tu sei da sola, c'è salvezza nella tua casa. Amen? Tu sei da solo, c'è salvezza già. Quando entri a casa, entra salvezza. Amen? Amen. Amen. Andiamo alla seconda caratteristica che noi possiamo vedere in una casa che è edificata, costruita, custodita dal Signore, che è la casa di Abramo, che è una casa benedetta. Guarda la persona che è vicino a te e di lì, benedetta. Allora c'è salvezza, c'è benedizione. Amen? Amen. Genesi 12, 1-3 dice così. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Attenzione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio diede ad Abramo una benedizione sulla sua famiglia che doveva essere estesa non solo ai suoi figli, non solo ai suoi discendenti, alla sua discendenza, ma a tutte le famiglie della terra. No? E quando noi guardiamo questo, tutti noi vogliamo questo, non è così? Chi crede che oggi noi viviamo sotto la benedizione che è stata data ad Abramo? Amen? Noi viviamo sotto questa benedizione. No? Lui è il padre, è chiamato così, riconosciuto così come il padre della fede. No? Allora lui era una benedizione, attraverso la sua vita Dio ha benedetto tutte le famiglie della terra, noi compresi. No? Ma c'è una cosa piccolina che Dio disse, magari non così piccola, se noi guardiamo bene, no? Che prima di poter benedire tutte le famiglie della terra, no? Dio disse a lui, sì, una benedizione. Sì, una benedizione. Tante volte noi ci lamentiamo tanto a casa. Ci lamentiamo dei figli, ci lamentiamo dei coniugi, ci lamentiamo dei genitori, ci lamentiamo di quello che succede, ci lamentiamo delle cose, ci lamentiamo che non c'è, vogliamo la benedizione, ma noi non guardiamo a domandarci se noi siamo una benedizione. Hai mai avuto il coraggio di chiedere ai tuoi familiari se tu sei una benedizione nella loro vita? Io per te sono una benedizione. Ci sono delle cose che io devo cambiare. È difficile questo, sai? Perché noi guardiamo solo quello che l'altro deve cambiare, quello che l'altro deve fare, quello che l'altro è mancante, quello che l'altro... E noi così, quanti figli? Ma mia mamma è pesante, no? Mia mamma, io esco di casa alle 8 di mattina, se non entro, non in casa fino all'1 di notte, mi chiama. Cioè, mi chiama, ragazzi, cioè io ho una vita. Scusa, ma tu abiti in quella casa, tu ci vivi. Come minimo devi il rispetto per chi ci abita, per chi è lì. E io parlo di questo, genitori, figli, coniugi, no? Noi tante volte ci lamentiamo, ma non ci chiediamo se noi siamo di benedizione. Ma sono io una benedizione? Ma io sono veramente una persona che porta gioia, che porta pace,
che quando è a casa porta salvezza, porta benedizione, porta gioia, porta mansuetudine, porta bontà, porta benevolenza. Noi dobbiamo chiederci, perché noi tante volte cerchiamo la benedizione di Abramo, ma non cerchiamo di essere una benedizione, come Dio ha comandato a lui prima della promessa. Abramo, prima sì una benedizione e dopo io benedirò attraverso la tua vita tutte le famiglie della terra. Allora una casa edificata dal Signore non ha la benedizione, ha delle persone che sono una benedizione. Amen? Perché, ovvio, ha la benedizione, ma oltretutto ha le persone che sono una benedizione. Io ti sfido questa settimana di pregare prima. E a te che riceverai questa domanda di non usare di arroganza nel rispondere. Però io ti sfido a chiedere a quelli che vivono con te, io per voi, io per te, sono una benedizione. Pregate insieme, cercate questo, perché tutto questo inizia a casa nostra. Tutto inizia dentro la nostra casa. Amen? Amen. Poi noi andiamo verso la casa di Aarone. Amen. Una casa edificata da Dio ci si vede sempre evidente il ministero. Amen. Guarda la persona e dice che è vicino a te, ministero. 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 Allora, c'è salvezza, c'è benedizione, ma c'è anche il ministero. Amen. Salmi 115, 10-12 dice così: casa d'Aarone, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si è ricordato di noi. Egli benedirà, sì, benedirà la casa di Aarone. La famiglia di Aarone fu scelta per esercitare il sacerdozio, no? Per esercitare il ministero, per poter essere lì a lavorare nell'opera di Dio. Tutti i suoi discendenti avevano il privilegio di servire Dio come sacerdoti, nel loro ufficio del ministero, entrare nella casa del Signore secondo il modo stabilito da Aarone. È così che dice la parola, come il Signore Dio di Israele aveva comandato. Questo viene citato, la sua vita, questo lavoro, no? Nella prima, in 1 di Cronache 24:19. Allora noi andiamo già là, verso Cronache, no? E lui stava parlando di Aarone, no? E allora la generazione di Aarone fu benedetta da questo ministero speciale, no? Perché pensate, tante volte noi prendiamo il ministero come un compito, ma è una benedizione, è un onore lavorare per il Signore, no? È un onore vedere le vite che cambiano, è un onore vedere il Signore, la sua opera che va avanti, è un onore pulire le sedie, è un onore venire qui a fare le cose, è un onore suonare, è un onore cantare, è un onore predicare, è un onore insegnare i bambini, è un onore essere nella media, è un onore servire il Signore, non è un compito, non è un peso. E Aarone sapeva di questo, c'era questa unzione sulla sua casa, no? E allora c'era questa unzione speciale di intercedere, no? Di adorazione a Dio, no? Daniel parlava di questo, penso che il 31 adesso, che tante volte noi arriviamo, no? Perché arriviamo tardi, perché vogliamo saltare il periodo della lode, perché vogliamo venire a parlare a sentire la parola, perché dobbiamo essere edificati, perché dobbiamo ricevere. Fratelli, la parola è un momento importantissimo, perché è quello che ci aiuta, che ci edifica, che ci parla, ma l'adorazione e la lode al Signore è il momento più importante. Perché noi veniamo qui ad offrire un culto a noi. Quando tu inizi a pensare che tu vieni qui soltanto per mangiare, soltanto per crescere, soltanto per ricevere, sei un egoista. Scusatemi il termine, ma è così.
sei un egoista, perché non hai il desiderio, non hai la voglia, non hai l'impegno di dire Signore, io vado ad offrire un culto a te, perché dopo la sua parola dice che lui non è debitore di nessuno. Io vengo, ti offro un culto, mi verso ai tuoi piedi, le mie corone, io le getto tutte davanti a te e di conseguenza tu mi benedirai, tu parlerai con me, tu userai il tuo spirito, tu userai i tuoi servi, la tua parola mi edificherà. Ma noi dobbiamo capire che servire il Signore è un onore. È un onore. Ah, pastora, ma non mi piace la musica. Io vi dico la verità, vi svelo un segreto che forse qua nessuno sa. A casa mia a tutti piace la musica, a Luca un po' meno, no? Ma Daniel, Elia, anche Luca, no? Io amo il silenzio. Ragazzi, io amo il silenzio, ma io amo adorare il mio Signore. E io amo cantare al mio Signore, io amo il mio Signore, per quello lo adoro, canto, vengo, faccio. No? Allora noi dobbiamo capire questo, che c'è differenza in questo, nel dare al Signore, nell'offrire al Signore, nel servire il Signore, dal soltanto ricevere dal Signore. Amen. No? Dio vuole benedire la mia casa, vuole benedire la tua casa affinché anche altre famiglie possano essere benedette da noi. Noi non è che usiamo, che riceviamo la benedizione di Dio per abbellire casa nostra. Non è così. Noi a volte abbiamo delle cose bellissime che abbelliscono la nostra casa, non è così? È vero, è bello avere, no? Io ho là faccio un esempio. L'anno scorso a Natale Erika e Giovanna mi hanno regalato io non so come si chiama, però è tipo un pezzo di vetro, no? Un soprammobile che c'è scritto che io sono benedetta, che io sono questo, che io sono quello. È anche vero. Tipo, è come se fosse un portabicchieri, però io lo lascio come un soprammobile, no? Allora, questo è un regalo meraviglioso, bellissimo, che mi ricorda quello che io sono, quello che il Signore vede in me. E abbellisce la mia casa e ha un suo ruolo, no? Per bomboniere dal matrimonio di Lidia e di Emerson, io ho ricevuto un contenitore in cristallo molto bello che viene, e io anche ci metto le cose, magari viene qualche ospite a casa, metto gli arachidi, no? Che sono belli da vedere. Allora tutto ha una funzione per noi, e allora la benedizione nella nostra casa, anche essa ha una funzione per servire gli altri, per servire il Signore, servendo le persone. Perché ci sono persone che vogliono servire il Signore senza servire le persone. No, io servo il Signore. Le persone no. E come fai a servire il Signore senza servire le persone? Come fai a dire che servi il Signore e non dai una mano in assolutamente nulla? Noi abbiamo fatto qui un appello a fine dell'anno scorso, no? Per persone che vogliono lavorare, che vogliono venire, lavorare nell'opera. Noi predichiamo sempre di questo, che non c'è il ministero di riscaldare le sedie. So che c'è la necessità di preparazione, di organizzazione, e magari qualche persona anche, noi troviamo una difficoltà. Io qui apro il mio cuore perché noi stiamo parlando di cambiare in quest'anno. Ci sono anche persone che sono venute e hanno detto: pastore, io voglio aiutare, però non vengono mai in chiesa. Come fai a mettere un operaio che tu non lo vedi mai? Magari arriva, no, uno pensa, questo qua è un ladro, no? Arriva per sistemare qualcosa e dice: questo è un ladro che sta derubando, perché nessuno conosce. Perché noi manchiamo, fratelli, manchiamo di continuità, manchiamo di responsabilità. E io parlo questo con tutto il mio cuore. Non parlo questo con, oggi parlerò, no. Con tanto timore sto parlando questa cosa a voi. Ieri ho aperto il mio cuore lì, vero Rieta? E ho detto: io ragazzi ho preparato tutto il mio messaggio
Fratelli, ho preparato tutto. Sono stata lì per un bel tempo. Quando io ho salvato, è sparito. E chiama Daniel, e fa questo, e fa quello, e niente. Noi dovevamo, no? Era già il momento di andare alla cellula a casa di Luca, e noi avevamo detto che saremmo stati lì con loro. E Daniel mi ha detto, no? Amen, gloria a Dio per mio marito che non mi fa mollare, no? Ha detto, lascia tutto lì, andiamo alla cellula, quando torni tu penserai a questo, no? E questo noi abbiamo fatto. Allora, solo per dirvi che c'è tanto timore nella nostra vita nel portare una parola. Non è che noi usiamo del microfono o usiamo del pulpito per dire, per dare le frecciatine. Cioè, ragazzi, c'è un Signore che ci guarda, no? Il Signore della mia vita mi sta guardando e mi richiederà. Allora, è quello che vi sto dicendo, lo dico con tanto timore davanti al Signore, ma noi manchiamo di responsabilità. E poi diciamo, ma il pastore non mi dà nessun compito. E come faccio io? Come fa il pastore? Come fa il leader a darti un compito se non ci sei mai? Se un giorno ci sei allegro, ci sei. Non sei allegro, non ci sei. Sei arrabbiato, vai via. Non sei arrabbiato, non torni. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere costanti. Noi siamo adulti, siamo persone cresciute. Dobbiamo crescere nel Signore. Amen? Amen. Allora noi abbiamo questa necessità, perché una casa benedetta c'è l'esercizio del ministero. C'è l'esercizio. Guardate me, io sono più grande, no? Di Sara è piccolina, no? Non state a guardare, no? State a guardare me. Amen? Amen? Ci siamo tutti attenti? Amen. Allora Dio vuole benedire la tua casa, in modo che voi siate benedizione per altre persone. Amen? E noi dichiariamo questo, che lì a Jesolo c'è un posto di luce, un posto dove le persone saranno benedette nel nome di Gesù. Amen? Amen? Gloria a Dio per questo. Allora, una casa benedetta, una casa edificata dal Signore ha il ministero in essa. Amen? Non hai ancora iniziato ad esercitare un ministero? Prega il Signore. Sii fedele, sii costante, sii responsabile e cerca il Signore. Il Signore ti affiderà questo ministero. Magari il tuo ministero è di predicare, il tuo ministero è di insegnare, il tuo ministero... A me, ragazzi, io vi dico la verità. Parlo questo, so che parlo per me e per Daniel. Non c'è cosa più bella quando noi ci sediamo e vediamo i ragazzi, i figli di questa casa che stanno crescendo, che magari sanno anche più di noi, no? Magari ci fanno delle domande e noi diciamo, non so rispondere, aspetta che devo cercare, no? Vado a studiare, vado a vedere. È molto bello questo. Non sappiate quanto questo porta gioia al nostro cuore, perché noi siamo qui per questo, per servire le persone, per servire Dio servendo le persone. E noi non dobbiamo avere paura che le persone siano più grandi di noi, perché in verità più grande è il Signore. Amen? Più grande è Lui che ci ha affidati. Allora una casa benedetta ha il ministero di servire Dio. No? Allora se tu non stai ancora esercendo un ministero, magari il tuo ministero è di parlare agli altri. Ci sono tanti che sono evangelisti, no? Che parlano di Gesù, hanno una facilità. Io sono una persona molto, anche se non si vede, molto timida fuori dal mio ambiente, né? Sono di quella che sorridi, però è un po'... Però noi dobbiamo sapere, ci sono quelle persone che conoscono tutti, no? Daniel aveva un cugino qua, che lui, no, Serginho, oggi lui abita in Inghilterra. Un giorno era a scuola, era più o meno un anno che c'era una mamma brasiliana in questa scuola, Elia era piccolo ancora, che andava con Elia. E la maestra di Elia è venuta da me e ha detto, sai Mariana, non è che puoi fare amicizia, perché lei è brasiliana, ma non è come te brasiliana italiana, nel senso che hai già le abitudini italiane. Lei è brasiliana e sta soffrendo un po' perché non conosce tante persone, no? E io ho detto sì, no? E allora arrivo da questa persona, ciao, no? Come stai? e quella cosa, anche lei era un po' chiusa, quindi ci è voluto un po', no?
Poi un giorno arriva da me, passati 6 mesi più o meno, ho detto crei coraggio, la chiamo per prendere un caffè, no? E allora arrivo da lei, ciao, come stai? Allora, cosa pensi? No, tu non ci crederai. Ho detto, cosa? Sai chi era a casa di tuo cugino sabato? Io, ma mio cugino? Sì, il cugino di tuo marito, Sergio. Ho detto, ma Sergio è qua da 4 mesi? Ma come? Tipo, no, perché lui ci ha trovati per strada, mi ha visto che parlavo portoghese, ci ha invitati a casa sua e noi siamo andati, ho portato mio marito e io ho detto, wow. Vedi, cioè, come ci sono i doni, ci sono persone che sono più attirate da noi, che sono più, no? E gloria a Dio per questo, gloria a Dio per la diversità. Allora, noi tutti abbiamo un dono che deve essere usato per servire il Signore. Amen? Allora, ricordandoci, salvezza, benedizione e ministero. Amen? Continuiamo nel nostro quarto giro, adesso andiamo alla casa di Giosuè. Amen. Giosuè 24:15 è anche un'affronta, no? Questo versetto è anche questa frase. Giosuè è stato molto duro, incisivo in quello che lui disse. Allora lui dichiarò, e se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate, ma quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. La casa di Giosuè nella casa di Giosuè c'era decisione. Guarda la persona che è a fianco a te e ripeti, decisione. Salvezza. Benedizione, ministero, decisione. Di fronte alla scelta tra servire Dio e servire gli idoli, Giosuè fu fermo, fu deciso. No? Anche se tutti lì, perché se voi dopo volete, io non so se vi siete mai approfonditi, no? Sul libro di Giosuè, se volete approfondire della storia di questo uomo di Dio, no? Che ha avuto un'esperienza, una testimonianza meravigliosa di cos'è una vita col Signore, di cos'è vivere col desiderio, no? Che brucia di servire il Signore. Ma allora lì ci sono stati degli intoppi, ci sono state delle domande, ci sono state delle situazioni critiche e tante volte anche noi in quanto Chiesa possiamo vivere queste situazioni dove qualcuno vuole partire da un lato, qualcun altro vuole partire dall'altro, ma noi dobbiamo essere sempre saldi. Giosuè è stato saldo, è stato fermo e ha detto voi potete fare quello che volete, ma io e la mia casa serviremo il Signore. No? Allora di fronte a questa affermazione lui ci fa capire che spetta a noi, spetta a me, spetta a te decidere chi sarà il Dio delle nostre case. Chi è il Dio della tua casa? Chi è che comanda a casa tua? La Bibbia paragona, Daniel ha parlato oggi, no? Dio a Mammone, ai soldi. Non ridere. Non ridere. La Bibbia paragona questo, ma oggi noi viviamo con un male, e io penso che sia il male del secolo, che è la ricerca del benessere. Noi vogliamo sentirci bene. Noi vogliamo essere felici, noi vogliamo stare bene, noi vogliamo sentire gioia in tutto quello che noi facciamo. Ah no, ho perso la gioia, pastore, allora non voglio più servire, non voglio più fare la maestra, non voglio più fare il cantante, non voglio più fare quello che pulisce, non voglio più fare il diacono, non voglio più fare come si chiama quando uno porta la parola, mi è sfuggita. Un predicatore, un evangelista. No, non ho più gioia, non ho più gioia. Tante volte, fratelli, non ho più gioia, non sento gioia quando mi dicono di andare a fare qualcosa. Questo è il male del secolo. Noi vogliamo stare bene, vogliamo essere felici, vogliamo essere contenti, vogliamo che tutti ci guardino e dicono che gioia, vieni qui che ti promuoverò il benessere. Invece la nostra lotta è costante. C'è un Dio che lavora per noi, che ha già vinto la battaglia, ma noi siamo in battaglia.
E allora chi è il Dio della tua casa? Chi è il Dio della tua famiglia? Spetta a me, spetta a te decidere a chi serviremo. O voi servite questi vostri dei dei vostri paesi, o voi servite la vostra ricerca del benessere, o voi servite la gioia, no? questa voglia che voi avete di essere felici tutti i giorni, di vivere in un mondo rose e fiori, o voi servirete il Signore. Ma quanto a me e alla mia casa, Giosuè rispose, noi serviremo il Signore. Amen. Tante volte, quando noi lavoriamo con le persone, spunta fuori un po' di difficoltà in questo, nella mancanza di decisioni nel servire. Sai cosa succede? Magari tu sei responsabile, fai una cosa bene, fai sempre bene, no? Perché la stai facendo per il Signore, però poi arriva qualcuno, no? Che inizia a servire anche questa persona, che non è poi così responsabile come te. E tu inizi a guardare e dici, guarda, io vengo, lui, lei viene ogni tanto. Oh, guarda, io ho fatto, no? Ho cucinato il riso per portare in chiesa, no? Come Aletea ha fatto il sushi nel bicchiere, no? Il giorno 31. Ho portato il sushi e magari Giovanna, sto citando così perché sono i miei, no? Magari Giovanna, guarda Giovanna ha portato solo insalata e noi iniziamo la prossima volta porto io solo insalata, o la prossima volta io non vengo in chiesa e neanche avviso perché tanto gli altri sono irresponsabili. Ci vuole decisione nel servire il Signore. Noi non rispondiamo della vita degli altri, noi rispondiamo della nostra. Noi rispondiamo della nostra posizione, noi rispondiamo di ciò che noi stiamo facendo. E allora, quando tu non sei deciso a servire il Signore, tu inizi a cercare sempre non è delle scuse, ma delle cose che ti... un respaldo, che ti appoggiano, no? Allora, no, Simone non vieni, allora ho il diritto di non venire anch'io. E noi iniziamo a fare così, ma senza capire che questo è non altro che mancanza di decisioni in chi noi serviremo. Lo so, io volevo portare un messaggio oggi meraviglioso qui, no? Ma io penso che è meraviglioso perché noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di cercare di essere irreprensibili davanti al Signore. No? Giosuè disse, a me non interessa quello che fate voi, perché io servirò il Signore e lo farò bene. Io penso che se c'erano, no, tra le righe lì, lui aveva anche detto, e cercherò di farlo molto bene, con tutto il mio essere. Amen? Allora una casa benedetta, una casa che viene edificata, che viene custodita dal Signore, ha questa decisione di servire il Signore. Non è solo servire il Signore, è decisa, non si gira né a destra né a sinistra, non cerca scusanti, non cerca motivi, non cerca qualcuno che li appoggi, no, io ho deciso, io lo faccio perché è il mio Signore e Lui merita il meglio. Amen? Amen. Allora andiamo a visitare la quinta casa, che sarebbe la casa di Ezechia. Amen? Isaia 38, versetto 1, dice così, in quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Scusate. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse, così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto, non guarirai. Ezechia non amava il disordine, era già conosciuto come un re che amava l'ordine. Quando lui infatti è stato istituito re, no, lui promosse una riforma in Israele, no, in modo che di rimuovere tutto quello che non proveniva da Dio, perché lui voleva ordine nella casa di Israele. Se volete poi potete leggere la storia di Ezechia anche in 2 di Re, ok? Capitolo 18, dal versetto 1 al 12, racconta questo che è successo, no? E allora quando lui ricevette il messaggio dal profeta Isaia che ha detto, guarda che tu ti sei malato, non guarirai,
No? Lui ha iniziato a mettere ordine nella casa di Dio, ha iniziato a lasciare che tutto fosse in ordine perché non voleva lasciare le cose tralasciate, le cose disordinate. No? Anche se Dio, perché a volte noi diciamo che Dio non è un Dio che cambia idea, no? Ma Dio cambiò idea con Ezechia. Ezechia pregò e Dio aggiunse alla sua vita più 15 anni. No? Ma Ezechia mise ordine in casa sua. Lui si mise in preghiera e ha iniziato ad ordinare. Perché quando noi riceviamo qualcosa dal Signore, anche se non è gradevole, questa settimana parlavamo di questo, che tante volte noi siamo molto predisposti, grazie Teia, siamo predisposti ad accettare ciò che ci piace e a rifiutare ciò che non ci piace. Vi spiego. A volte riceviamo qualche profezia che è proprio quello che volevamo sentire. Noi non andiamo neanche a chiedere conferma al Signore perché è quello che volevamo. E a volte noi riceviamo qualcosa, una parola che non è gradevole. Cosa facciamo? Signore, bagna la spugna, secca la terra, secca la spugna, bagna la terra. Iniziamo, finché Dio non mi parlerà, io non lo farò. È o non è così? E tante volte la parola buona che abbiamo ricevuto non veniva dal Signore. E questo ci ferisce, questo ci fa male. Ma noi eravamo così ansiosi di ascoltare che non abbiamo chiesto conferma. Allora Ezechia, quando prese questo, lui ha pregato il Signore. Ha chiesto al Signore, Signore, cambia idea, dammi più vita. Cambia idea, Signore. Però lui ha fatto quello che il Signore aveva ordinato. Ha messo ordine. Noi dobbiamo prenderci cura della nostra famiglia, della nostra casa, affinché tutto sia giusto. Noi non possiamo lasciare scappatoie, non possiamo lasciare brecce, non possiamo lasciare spazio in modo che il nemico possa entrare in casa nostra, possa fare le cose che lui vuole. A Dio non piace il disordine, no? E io stavo parlando con Daniel che anche io e lui ho detto guarda, dobbiamo ancora lavorarci, dobbiamo essere anche più ordinati, dobbiamo essere più seri in questa cosa. Non che non siamo seri, state capendo, ma prendere più sul serio questa cosa di essere ordinati, di avere tutto in ordine, perché a Dio non piace il disordine. Io vi esorto voi donne, voi uomini, di mettere ordine in casa vostra, di avere ordine fisica nella vostra casa, no? di avere una casa che è piacevole per la tua famiglia, di avere una casa che chiama, no? Che è accogliente, di avere qualcosa. Non sto dicendo qua che dobbiamo essere tutti malati di pulizia, di questo. Non è questo, però noi dobbiamo mettere ordine nella nostra casa, uomini, ordine nelle finanze, sapere quello che succede in casa vostra. A volte vedo tanti uomini che non sanno i problemi che sono dentro casa, no? Magari ci sono anche tante donne che io ho il lavoro di pulire casa, di preparare da mangiare, poi si arrangia lui per pagare le bollette. Non è così, no? La casa è un insieme, voi siete insieme, voi che avete dei figli, voi che siete figli. Dobbiamo promuovere ordine in casa nostra, dobbiamo promuovere ordine in chiesa, dobbiamo promuovere ordine nella nostra vita, dobbiamo promuovere ordine nei nostri sentimenti. Perché noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. E se c'è qualche disordine dentro il tuo cuore, dentro la tua anima, questo deve essere lavorato. Perché a Dio piace l'ordine. Allora, una casa edificata e custodita dal Signore ha l'ordine, è organizzata. Amen? Ripeti alla persona che è vicino a te, organizzata. Dobbiamo essere sottomessi a tutto il muovere dello Spirito, ma dobbiamo essere organizzati. Personalmente, ieri Orietta mi ha fatto una domanda, no? E mi ha detto, ma come funziona, Mariana? Tu
ogni volta il Signore ti dà una parola, no? Tu sei qui che il Signore dice, ecco, parlerai di questo, di quello. Ho detto, no, Riet, ci sono delle volte che... Ma per questo io sono stata insegnata da Daniel, noi dobbiamo essere biblici. Noi parliamo della Bibbia. Poi è lo Spirito Santo. Ci sono dei giorni che il Signore muove il nostro cuore e dice, tu parlerai di questo, tu farai così. Ci sono dei giorni, lei ha raccontato anche di un pastore, no? Che lui ha testimoniato, io ho pregato tutto il giorno e il Signore non mi ha parlato. Perché succede? Ma noi siamo pastori, cosa facciamo? Se domenica arriviamo qui, diciamo, fratelli, oggi Dio non mi ha rivelato, allora niente predica, no? Tutti a casa, pace e bene. No, per quello noi dobbiamo essere costanti, dobbiamo essere organizzati. Allora noi, se il Signore ci comanda, ed è già successo, che abbiamo preparato la parola e siamo arrivati qui e c'era un'unzione qui, tutti per terra, che lodavano, che cantavano, cosa facciamo? Per terra, cantiamo, andiamo a casa, niente parola, ma noi eravamo preparati. Perché l'ordine piace a Dio. L'ordine, l'organizzazione piacciono a Dio e noi dobbiamo essere organizzati. Amen? Amen. Allora, scusate che qua, metti gli occhiali, togli gli occhiali, no? Noi dobbiamo prenderci cura della nostra famiglia affinché tutto sia giusto, no? Dopo potete leggere in Efesini 4:27 che ci parla di questo, no? Perché una casa benedetta, una casa edificata, una casa che ha Dio come custode, come sentinella, ha l'ordine e decenza. Amen? Andiamo a visitare un'altra casa, che è la casa di Davide. Una casa custodita e edificata dal Signore ha la promessa. Guarda la persona che è vicino a te e ripeti, promessa. Promessa, Giovanna. Ha la promessa. Seconda Samuele 7:26, no? Dice così, il tuo nome sia lodato per sempre e si dica, il Signore degli eserciti è il Dio di Israele, la casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te. Alla famiglia di Davide fu promesso di regnare sempre sul popolo di Dio, no? Perché ogni promessa anche però è condizionata all'obbedienza. Anche la casa di Davide ha avuto i suoi problemi per disobbedienza di alcuni, no? Loro si sono allontanati dal Signore e hanno perso la regalità che il Signore aveva dato a loro. Tuttavia Dio aveva uno scopo più grande di quello di regnare soltanto lì, no? Aveva uno scopo molto più grande per la famiglia di Davide, poi potete leggere Isaia 55, ok? E attraverso questa generazione, la generazione di Davide, chi è arrivato al mondo? Gesù Cristo, no? Matteo 1:1 dice che Gesù era il figlio di Davide. Allora la promessa, nonostante tante volte ci sia disobbedienza, ci sia l'allontanamento, quando noi torniamo, la promessa è ferma e salda sulla nostra casa, su di noi. Amen. Dio ha grandi promesse per la mia casa. Dio ha grandi promesse per la tua casa. E la sua parola non fallisce mai. A volte noi facciamo fatica a credere in questo, ma la sua parola non fallisce mai. No? Infatti Isaia 55 sempre lui dichiara, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, il Signore dice, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e senza aver condotto a buon fine ciò per cui io l'ho inviata. Amen? Il Signore è un Signore di parole, è un Signore che non dice bugie. Allora le promesse che Lui ha per te, per la tua casa, per la tua famiglia, non svaniranno col vento. Magari stanno ritardando perché c'è disobbedienza, ma loro non svaniranno mai. Esiste una promessa sulla tua casa, esiste una promessa sulla mia casa.
Noi dobbiamo cercare di vivere lo scopo di Dio per la nostra casa e dobbiamo cercare di non deviarci né a destra né a sinistra dalle vie che il Signore ha per noi. Noi dobbiamo cercare di credere in tutto ciò che Dio dice, di ricordare che Lui è fedele a mantenere ognuna delle sue promesse. Ognuna. Lui non mantiene qualcuna. Lui non mantiene questa sì, quell'altra no. Lui non è come noi. Tante volte noi cambiamo parole. Noi diciamo di sì e non lo facciamo. Poi a volte c'è il rischio anche di dire no, forse mi hai frainteso. Non volevo dire questo. No, e ho detto sì, ma era un forse. Noi a volte rischiamo perché siamo umani e sbagliamo. Ed è brutto dire che non sbagliamo, perché se tu non ammetti che tu sbagli, non sarai mai corretto dal Signore, no? Ma il Signore non è così. Il Signore mantiene la sua parola. Lui mantiene le sue promesse. Lui mantiene ciò che Lui ha detto. Lui è eterno. La sua parola non torna mai vuota. Allora una casa benedetta ha la promessa di Dio. E noi abbiamo la promessa di Dio. Noi vogliamo avere la promessa di Dio. Dopo aver sentito di tutti questi aspetti delle famiglie, io devo ricordare voi, togliere questo peso da voi. Daniel ha parlato pochi giorni fa sulla, come si chiama, cangamo in italiano? Sul gioco, no? E allora io non voglio con questo messaggio lanciare un peso sulla tua casa, un peso sulla tua vita, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che non è per le nostre forze, non sarà mai, perché noi dipendiamo dal Signore per poter vivere tutto ciò che noi abbiamo visto qui. Io vorrei leggere con voi un piccolo versetto di Davide quando lui cercò il Signore, no? Sempre in uno di Cronache, capitolo 17, quando lui stava iniziando a costruire il Tempio. Noi abbiamo parlato di questo pochi giorni fa, quando lui parla lì nel 16, mi sa, del sacrificio dell'offerta di sacrificio, che noi non possiamo dare al Signore niente, è una cosa che non ci ha costato nulla. Ma poi inizia lì e Dio inizia a parlare con Davide, no? E lui dice: Davide, tu stai cercando di costruire un tempio per me, ma io, guarda, non abito nei tempi, no? Fatti da mano d'uomo. E Dio stava parlando con lui: però io farò per te. E allora quando Davide scopre questa cosa, no? Io penso che quando noi parliamo, quando noi leggiamo la parola, qualcosa ci viene svelata, è così meraviglioso, no? Sembra che noi, wow, io non sapevo che era così, non sapevo che aveva questo senso, non sapevo che potevo usarla in questo modo, no? E allora Davide si riempì di emozioni, io penso che di forza, e lui gridò al Signore: compiaciti dunque di benedire ora la casa del tuo servo, affinché essa sussista per sempre davanti a te, poiché ciò che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. Ciò che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. Nell'esegesi di questo versetto noi possiamo vedere che Davide ha rivelato il desiderio per la benedizione e la protezione di Dio nella sua casa. Lui riconosce la sua posizione di servo, però, leggendo tutta la storia, tutto il capitolo, lui riconosce chi lui è, no? Ma anche qui lui dice: benedici ora la casa del tuo servo. Lui riconosce la sua posizione e con umiltà chiede a Dio che possa benedirlo. La casa di Davide rappresenta la sua eredità, i figli dei suoi figli, la sua struttura familiare, no? Indicando che il legame che noi abbiamo spirituale, fisico, della famiglia nostra con Dio deve essere per sempre. Allora non si tratta di me, di te, non si tratta di mia mamma, non si tratta di mio papà che è già col Signore, non si tratta dei miei figli, si tratta della mia discendenza. La mia casa porterà una promessa e sarà benedetta per sempre. No? Magari i figli, i nipoti, i miei pronipoti, che io neanche, no? I bisnipoti, che magari io non conoscerò, avranno su di loro la benedizione che è stata data sulla mia vita. Era quello che Davide stava dicendo: Signore, benedici la mia casa, perché quello che tu benedici
sarà benedetto per sempre. Questa stessa fiducia è stata dimostrata attraverso la vita di suo figlio, Salomone. E noi torniamo là, nel Salmo 127, scritto da Salomone, figlio di Davide. E così io mi fido di te, perché io lavorerò. Noi non possiamo riposarci, fratelli. Noi non possiamo sederci e dire: ah, Dio, fai te. No, tanto lì dice che se Dio non custodisce la casa, in vano le sentinelle custodiscono. Ah, lì dice che se Dio non edifica la casa, in vano i costruttori si affaticano. Ma lì parla che Dio custodisce, che Dio edifica, ma che noi lavoriamo, noi facciamo. Quando parla volevo solo aprire una parentesi qui, quando lui dice che come le frecce nella mano di un prode sono i figli per noi, genitori. Voi avete mai visto un prode come va con le frecce? Avete mai studiato questa attività di lanciare le frecce, di fare? Il prode non affida mai, io dico il zaino perché non so il nome tecnico, ok? La faretra, grazie, non affida mai la faretra ad un altro. Genitori, i vostri figli sono le vostre frecce e voi dovete custodire per sapere il momento giusto, la direzione giusta e istruirli in modo giusto che possono essere lanciati e fare e compiere lo scopo per il quale Dio li ha chiamati. La Chiesa ha il suo ruolo nell'educazione di tutti, nell'educazione spirituale. La scuola ha il suo ruolo, però voi non potete custodire i vostri figli, lasciare i vostri figli in custodia a terzi. La vita loro deve essere guidata da ciò che Dio sta facendo in voi. La vita loro deve essere guidata da ciò che Dio sta mettendo nel vostro cuore. Noi dobbiamo ricordarci di questo, perché poi alla fine, quando un figlio non vuole o non vive la verità, che differenza fa lanciare la colpa sulla Chiesa, lanciare la colpa sulla scuola, lanciare la colpa sull'ex marito, sulla ex moglie? Che differenza fa se alla fine si tratta della vita di tuo figlio? Non è che noi diciamo: ah, colpa di Daniel che Elia è raffreddato, o magari lui dice colpa di Mariana che non ha dato lo sciroppo, ma alla fine quello che importa è che Elia è raffreddato e noi dobbiamo curarlo, noi dobbiamo prenderci cura. Allora io vi esorto e vi incoraggio ad essere dei prodi che sono fieri delle frecce che hanno in mano, che sono cautelosi, che prendono cura, che custodiscono, che studiano il vento, che studiano tutto ciò che può influenzare il loro percorso verso la meta, che noi sappiamo che l'Apostolo Paolo ci ha già dichiarato, che noi corriamo verso la nostra meta, che è Gesù Cristo. Amen. Ed è così che io voglio invitarvi ad alzarvi adesso. Io voglio pregare insieme a voi per l'anno di 2026. Noi abbiamo anche uno slogan in questa casa che dice che noi siamo, non è solo uno slogan, noi cerchiamo che questo sia una verità nella nostra vita, che noi siamo una grande. Allora noi dobbiamo ricordarci che se Dio non edifica la famiglia, in vano si affaticano i costruttori. Se Dio non custodisce le mura, in vano le sentinelle sono lì. Allora io voglio pregare insieme a te, per la tua casa, ma anche per la nostra casa, per la nostra famiglia, che noi possiamo vivere un anno edificato dal Signore, ricordando che è Lui, è per mezzo di Lui ed è per la sua gloria che tutte le cose esistono e tutte le cose in Lui sussistono. No? Quando Salomone dice che se noi non siamo edificati
dal Signore, se noi non siamo custoditi dal Signore, tutto ciò che noi facciamo è in vano. In vano è una parola molto forte, no? Questa settimana noi a cena parlavamo e Elia, parlavamo di una situazione che è successa in Italia e lui parlava, io mi ricordo di questa situazione, no? E allora Luca ha chiesto a lui, ma tu sai cos'è una frode, no? E lui ha detto, sì, lo so, è quando uno si guadagna dei soldi, si guadagna qualcosa in base a una bugia, no? E noi parlavamo di frode e quando noi parliamo qui che in vano, magari tu dici in vano, è perché stiamo perdendo tempo, no, in vano vuol dire anche frode, vuol dire bugia, vuol dire che noi facciamo le cose qui, poi arriveremo davanti al Signore, se non è stato Lui a costruire, a edificare, Lui dirà, per me tutto questo è falso, non hai vissuto una vita come la volevo io, allontanatevi da me perché io non vi conosco, non sono mai stato in questo affare. E allora è questo che io voglio chiedere insieme a voi oggi, che il Signore possa edificare la nostra casa, che il Signore possa essere il custode delle mura della nostra casa, della nostra città, ma anche che il Signore possa essere il custode di questa chiesa, che il Signore possa guidarci in ogni decisione che deve prendere questa chiesa, che il Signore sia il centro, sia quello che dice, quello che parla, io voglio che voi fate così, voglio che andate da questa parte, voglio che fate questo, voglio che fate quello, perché noi non vogliamo che la nostra vita sia una bugia davanti a Lui. Amen? Amen? Un po' prima, quando di Davide chiedere questo al Signore, lui, vedendo tutto ciò che stava succedendo, lui disse, poiché tu stesso, oh mio Dio, hai rivelato al tuo servo di volergli costruire una casa, no? Davide era lì, wow, io ho detto che avrei costruito una casa per lui invece dice, no, sarò io a costruire una casa per te. Lui ha detto, perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera, e ora, Signore, tu sei Dio e hai promesso questo bene a me, che sono solo il tuo servo. Compiaciti dunque di benedire la casa del tuo servo. Signore, trova piacere in benedire la nostra casa, perché sei stato te a dire che l'avresti costruita. E noi, Signore, davanti a questa promessa, davanti a questa apertura che hai fatto, vogliamo dire, Signore, benedici, perché quello che tu benedici sarà benedetto per sempre. Amen. Io voglio sfidarti, magari tu sei in famiglia qui, se hai tuo marito, se hai la tua moglie, io voglio invitarti a pregare insieme in questo momento, ad essere lì insieme, ma magari tu non hai la tua famiglia qui, ma noi siamo una famiglia, allora cerca qualcuno, no? Noi pregheremo tutti insieme. Io chiedo a Daniel di venire, perché Daniel è il nostro pastore, il pastore che il Signore ha istituito in questa chiesa, e noi vogliamo pregare, vogliamo umiliarci, vogliamo dichiarare che in quest'anno noi vogliamo vivere soltanto quello che Dio vuole costruire nella nostra casa, nella nostra vita e nella nostra chiesa. Amen. Se c'è mancanza di perdono, se siete magari in difficoltà, se avete litigato, se avete parlatevi, abbracciatevi col cuore nel Signore, con un cuore sincero, perché al Signore non piace la finta pace, al Signore non piace la bugia, al Signore non piace noi che facciamo finta che va tutto bene, perché noi abbiamo bisogno di questo adesso. Preghiamo per la vostra casa, preghiamo per la nostra casa, preghiamo che il Signore venga nel nome di Gesù, che sia Lui il custode del mio e del tuo cuore, oggi per sempre. Amen. Alleluia. Prendi la tua famiglia lì, prendi i tuoi lì vicino, così preghiamo. Signore, edifica la mia casa. Invita il Signore, va, Signore, vieni, edifica la mia casa. Signore, edifica la mia casa. Comincia a parlare, Signore, edifica la mia casa. Prenditi cura della vita dei miei figli. Io consacro a te la vita dei miei figli. Comincia a parlare con il Signore, benedici la vita dei tuoi figli, benedici la tua moglie, benedici il tuo marito.
No, Signore, io cambierò. Io non sarò mai così arrabbiato. Io eserciterò il mio autocontrollo. Non parlerò più aspramente con la mia moglie, con il mio marito. Parla così. Prega il Signore, benedici la tua casa. Signore, vieni, edifica la mia casa. Signore, edifica la mia casa. Signore, che il controllo non sia più mio, che non sia io più al controllo, ma che sia te, che il tuo Spirito Santo possa governare, che il tuo Spirito Santo possa portare pace, armonia, Signore, dentro casa mia, che il tuo Spirito Santo possa lavorare, Signore, in ognuno di noi, nel mio marito, nella mia moglie, nella vita dei miei figli, che tutti noi possiamo servire te con gioia, Signore, che ogni problema vada via nel nome di Gesù, che ogni ostacolo vada via nel nome di Gesù, che io e la mia moglie, che io e il mio marito possiamo condurre la nostra casa nella tua presenza, che noi possiamo essere esempi per i nostri figli, Signore, che non esca mai dalla mia bocca parole che non edificano, Signore, che non esca mai dalla mia bocca parole che non benedicano, Signore, ma che da adesso in poi, da oggi in poi, io possa, Signore, benedire i miei figli, benedire mia moglie, benedire il mio marito, Signore, usando la tua parola, che io sia un'autorità dentro casa mia, Signore, per benedire la mia famiglia, nel nome di Gesù. Noi benediciamo, Signore, ogni famiglia di questa chiesa, ogni famiglia che tu hai piantato qui, Signore. Noi benediciamo anche quelli che sono a casa, che non hanno potuto venire. Noi benediciamo quelli che ti stanno visitando oggi, che la tua mano sia su di loro, Padre, che il tuo Spirito Santo possa ministrare e che tu possa assumere il trono in ognuna di queste case, in ognuna di queste famiglie. Noi cacciamo via la malattia, cacciamo via i problemi finanziari, cacciamo via i problemi, Signore, tra marito e moglie, Signore, dove non si intendono più, dove non si capiscono più, Signore, che la tua benedizione sia lì. Ogni ostacolo, Signore, ogni problema che Satana ha seminato in mezzo a queste famiglie, noi cacciamo via nel nome di Gesù. Noi cacciamo via ogni sorta di vizio, Signore, ogni sorta di vizio vada via, ogni sorta di dipendenza vada via nel nome di Gesù, e che il tuo Spirito Santo possa lavorare in ognuna di queste case, benedicendo, ristrutturando, Signore, edificando queste case, proteggendo da ogni male, Signore. Blinda, Signore, ogni casa, cerca coi tuoi angeli, Signore, e dà la tua benedizione. Passa del tuo sangue, Signore, nelle verghe delle porte, delle finestre, Signore. Oh, benedici, che la tua pace sia abbondante, la tua pace, la pace che solo tu puoi dare, sia abbondante in ogni casa, sia abbondante in ogni vita, che noi possiamo, Signore, in ogni tempo proferire soltanto parole di benedizione. Togli la maledizione, togli la parola dura, Signore, e benedici, Signore, benedici ogni casa, benedici ogni vita, benedici ogni marito qui presente, Signore. Noi benediciamo gli uomini, Signore, i mariti, Signore, che siano uomini degni, Signore, retti nella tua presenza, onesti, Signore, esempi in ogni cosa, Signore, per la vita dei figli. Noi benediciamo, Signore, ognuno, che siano onesti coi figli, Signore, che benedicano i figli, che siano esempi per i figli. Noi benediciamo ogni mamma, Signore, che possano camminare nella tua presenza, che siano pieni dalla tua parola, pieni del tuo Spirito Santo, e che conducano, Signore, la loro casa nella tua presenza, nella tua presenza. Noi preghiamo così nel nome santo e potente di Gesù, per la lode e gloria del tuo nome, Signore. Amen. Alleluia. Amen. Che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù. Amen. Che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù, e che sia il Signore a governare casa tua da oggi in poi. Amen. Se eri tu che edificavi la tua casa, adesso da oggi in poi dai il controllo al Signore. Al Signore, fai tu, governa tu, perché io mi fido di te. Amen. Possiamo applaudire Gesù? Amen.
Gloria a Dio. Io voglio ringraziare con tutto il cuore tutti voi che siete venuti a trovarci oggi, no? Che ci state visitando, che Dio vi benedica, grazie di cuore, no? Fratelli di Verona lì, grazie, che Dio vi benedica tanto, no? A tutti voi, no? Voi siete di Verona, vi conosciamo già, no? Voi da dove siete? Siete di qua di zona? Di Montegrotto, wow! Anche voi, gloria a Dio. Amen. Che Dio vi benedica tanto, grazie della vostra presenza, no? Che il Signore sia lodato. Siamo una grande famiglia, piena di difetti, perfetto qua solo io, no? Il resto purtroppo, guarda. No, siamo pieni di difetti, abbiamo anche i nostri pregi. Amiamo stare insieme, no? E se possiamo esservi utili in qualche modo, contate su di noi, no? Che Dio vi benedica e spero che sia la prima di tante. So che da Montegrotto c'è un po' di strada da fare lì, dai, ma il Signore vi benedirà, moltiplicherà la benzina o il gasolio nel serbatoio della macchina, il Signore vi benedirà, ma venite a cultuare, ad adorare il Signore insieme a noi, no? E che Dio vi benedica tanto, che voi possiate avere un anno benedetto nella presenza del Signore. E come vi ho detto, ripeto, se possiamo esservi utili in qualche modo, contate su di noi, siamo qua. Amen. Domenico, abbiamo ricevuto aggiornamenti ieri, è già uscito di terapia intensiva. Gloria a Dio. Sta già mangiucchiando qualcosina e inizia questa settimana la fisioterapia, si sta riprendendo, lodato sia il Signore. Non ha neanche i tubitini, perché prima era intubato, dopo l'hanno tolto già e adesso ha tolto anche i tubicini del naso, respira autonomamente, una benedizione, siamo molto felici. Fratelli, è merito anche vostro, voi che avete piegato le vostre ginocchia, voi che avete pregato per questo, no, gloria a Dio per la vostra vita. Domenico, voi sapete, ha avuto un intervento importantissimo, c'era un tumore da 6 centimetri nel cervello, li hanno rimosso e lui è rimasto male per un tempo, ma la Chiesa di Cristo si è unita. Alleluia. No, perché oltre a noi c'erano anche la loro chiesa che è a Torino, che è una grossa chiesa, no? E tante altre persone si sono unite per pregare per la vita di Domenico e Domenico si sta riprendendo. Non fermatevi perché ho promesso al suo papà Michele, ho detto noi non ci fermeremo finché lui non sarà perfetto. Amen. Allora continuate a pregare, questo è solo per dire a voi che la preghiera funziona. La preghiera funziona, no? Per questo Paolo ci ha detto: pregate senza fermarsi, non cessate mai di pregare, no? Allora preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per Domenico, preghiamo per la vita di Solange, no? Che lei ha avuto dei problemi, è già uscita dall'ospedale ma necessita ancora di cura. Preghiamo per la vita di Solange, preghiamo per la vita di Pastore Jean-Claude che è a casa con un forte raffreddore, che non sta bene, e tutti gli altri che voi ricordate lì che adesso mi sfuggono. Pregate e pregate e pregate perché la preghiera funziona. Amen. Ricordatevi che ad aprile abbiamo il convegno di donne. Donne, datevi da fare, no? Lasciate di comprare le scarpe, i vestiti, tutto quanto, mettete i soldini da parte e andate lì nel convegno che sarà una benedizione. L'anno scorso è stato stupendo, fortissimo, e anche quest'anno sarà una benedizione nel nome di Gesù, no? Abbiamo già la presenza di Dimitria che ha già confermato, che è stata lì l'anno scorso, ci sarà anche quest'anno e sarà stupendo. Preghiamo per più di 300 donne lì quest'anno. Amen. A fine mese noi avremo la nostra veglia, allora preparatevi, non ci sono più problemi di freddo, oggi era anche massa caldo, portate pazienza, ho cercato di regolare là, dopo faceva freddo, noi stiamo ancora imparando a lavorare con l'aria condizionata lì, no, ma stiamo camminando, gloria a Dio. Amen. Preghiamo.
Caro Padre, noi diamo grazie a Te per questa mattinata meravigliosa. Benediciamo la vita di ognuno che è venuto qui, Signore. Che la Tua mano sia su di loro. Dacci una settimana benedetta nella Tua presenza. Guidaci in ogni cosa, Signore. Stia davanti a noi, dietro di noi, nei fianchi, Signore, proteggendoci, liberando da ogni male, Signore. Padre, protegge la nostra casa, edifica la nostra casa, benedici i nostri figli, benedici ognuno di noi, Signore, che il lavoro delle nostre mani possa prosperare per la gloria del Tuo nome, non per la nostra gloria, perché noi riconosciamo che tutto viene da Te, attraverso di Te, ed è per la Tua gloria, Signore. Allora che noi possiamo imparare a fare tutto quello che facciamo per la Tua gloria, in modo che il Tuo nome sia glorificato. Allora prenditi cura di noi, vieni a casa con noi, stia con noi, perché noi amiamo la Tua presenza, non possiamo fare a meno della Tua presenza. E come ha detto Mosè, Signore, noi diciamo anche, Signore, noi non ce ne andiamo se Tu non vieni con noi, perché noi siamo dipendenti dalla Tua presenza. Allora opera in noi, Signore, che il Tuo Spirito Santo possa dare proseguimento all'opera che hai già iniziato, e che noi possiamo giorno dopo giorno essere più simili a Te, Gesù. È questo lo scopo, è lì che noi vogliamo arrivare, nella conoscenza della Tua parola, nella conoscenza di chi Tu sei, nella intimità, Signore, con Te. Portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una settimana benedetta, Signore, e glorifica il Tuo nome nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Noi Ti glorifichiamo. Amen. Che Dio vi benedica. Saluta almeno 5 persone prima di uscire da quella porta lì. Dà un abbraccio così, benedice la vita di questa persona. Davide! Che Dio ti benedica, caro.